Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 233 migranti sono arrivati a Lampedusa dopo che una motovedetta della Guardia Costiera aveva intercettato un barcone di 15 metri a 30 miglia dalla costa. I profughi, insieme ad altri 113 salvati dalla nave Dattilo durante il tragitto verso l'isola delle Pelagie, per un totale di 346 persone, saranno portati ad Augusta e Catania. Ieri sera sono sbarcati 37 tunisini a Lampedusa, mentre altri 112 migranti sono stati trasferiti dall'isola a Porto Empedocle tramite traghetto. Al momento ci sono 305 ospiti all'interno dell'hotspot. È divampato un incendio in una casa di riposo a Trabia, in provincia di Palermo. La struttura in questione è la Stella Maris di via Luigi Pirandello. Sul luogo si sono recati i vigili del fuoco che si sono occupati di domare le fiamme e di ristabilire la messa in sicurezza dell'edificio. Messi in salvo gli ospiti, due dei quali sono rimasti però intossicati dalla nube di fumo che si è formata durante l'incendio. Al momento non sono chiare le cause del rogo. Ciò che è certo è che si tratta del secondo episodio, in quanto lo scorso novembre la stessa casa di riposo era già stata protagonista di un altro incendio. Durante un'attività di controllo del territorio, i carabinieri di Catania, dopo aver visto dei movimenti sospetti vicino ad un'abitazione di Viale Nitta, nel quartiere popolare di Librino, hanno deciso di perquisire l'appartamento. All'interno hanno trovato un pregiudicato catanese di 23 anni sorpreso mentre maneggiava della droga, tra cui 2 grammi di crack, 4,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il 23enne è stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Oggi ricorre il 41esimo anniversario dell'assassinio del maresciallo Alfredo Agosta, medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri alla memoria. Per l'occasione è stata deposta una corona di alloro sulla targa commemorativa posta in via Firenze a Catania, luogo in cui il militare ha perso la vita per mano dei suoi assassini. In seguito al Palazzo di Giustizia si è tenuta la cerimonia di intitolazione dei locali che ospitano la sezione di polizia giudiziaria allo stesso Agosta. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 20.